Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Eccellenza Reverendissima, autorità civili e militari, confratelli del sacerdozio e del diaconato, carissimi fratelli e sorelle. Con cuore colmo di gioia e di riconoscenza vi porgo il mio più cordiale saluto all'inizio di questa solenne celebrazione eucaristica, culmine e centro della nostra festa patronale. Un saluto particolarmente deferente al Vescovo, che guida questa nostra Chiesa con la sapienza del pastore buono. Grazie per essere oggi ancora una volta tra noi a confermare la nostra fede. Un saluto rispettoso e grato al signor Sindaco e a tutte le autorità civili, militari e istituzionali di ogni ordine e grado che con la loro presenza testimoniano la vicinanza delle istituzioni alla vita spirituale e culturale del popolo. La vostra presenza qui oggi dice che il bene comune si costruisce anche nel riconoscimento delle radici spirituali e morali di una comunità. Un saluto fraterno ai confratelli sacerdoti e ai diaconi, all'Associazione Santa Marina e a tutti coloro che hanno collaborato nell'organizzazione di questa festa, in particolare ai portatori delle statue e a tutti voi cari fedeli che siete qui raccolti come un'unica famiglia attorno all'altare del Signore. Invochiamo l'intercessione di Santa Marina perché ci ottenga la grazia di riscoprire sempre più popolo di Dio, saldi nella fede, coraggiosi nella testimonianza cristiana, generosi nella carità. Pellegrini di speranza in questa città ed in questo territorio per incontrare il volto del Signore nelle strade inchiodate purtroppo ancora dal potere mafioso e sul volto di chi è costretto a fare drammaticamente i conti con speranze deluse e con attese frustrate e frustranti, o chi è rimasto immobile perché qualcuno già ha bloccato i piedi e le braccia con pesanti macigni. A tale proposito, riprendendo l'antica consuetudine, secondo la quale in occasione della festa di Santa Marina veniva fornita la dote matrimoniale ad una ragazza povera, mentre l'anno scorso abbiamo offerto una borsa lavoro ad una persona svantaggiata, quest'anno daremo un contributo in denaro alla nostra Chiesa diocesana per la realizzazione dello sportello antiusura. Pertanto, anche le offerte che verranno raccolte durante questa celebrazione saranno devolute per questa causa. Mentre affidiamo al Signore tutte quelle persone che in questi anni si sono impegnate a diverso titolo nell'organizzazione di questa festa e oggi ci guardano dal cielo, siamo sicuri che anche ai tempi nostri non mancherà la protezione di Santa Marina e dei santi che veneriamo, protezione che in momenti e ore difficili ha ridato pace e serenità alla nostra comunità. Con i motivi che sono stati espressi, con le intenzioni che abbiamo nel cuore, ci predisponiamo a celebrare questo momento di festa invocando la misericordia di noi, Dio, su di noi, sulle nostre comunità e famiglie, sul mondo intero. Chiediamo un dono di riconciliazione e di pace per tutti. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, di parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. O Dio, che ogni anno ci allieti con la memoria di Santa Marina, concedi a noi che la veneriamo in questa celebrazione di imitarla nella santità della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te. nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli israeliti dicendo loro: siate santi, perché io, il Signore il vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato con lui. Non ti vendicherai e non servirai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore, parola di Dio. Preghiamo, grazie a Dio. Il giusto, Signore, abiterà sulla tua santa montagna. Il giusto Signore abiterà sulla tua santa montagna. Colui che cammina senza colpa pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Il giusto, Signore,
abiterà sulla tua santa montagna. Non fanno danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Il giusto, Signore, abiterà sulla tua santa montagna. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà salvo per sempre. Il giusto, Signore, abiterà sulla tua santa montagna. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Non acquistiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Allora altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosto una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelato, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola
te il Signore. Gloria a te, o Cristo. Qui così ci guardiamo e ci ascoltiamo, condividiamo nella gioia di fare festa è un appuntamento importante per la parrocchia di Santa Marina, l'uomo, ma per le altre parrocchie. È bella questa presenza corale dei sacerdoti, dei diaconi, ma di tutta la comunità, anche civile. È un segno di forza, un segno di unità, ma non per cadere nel senso della superiorità. Non è molto cristiano sentirci superiori degli altri, però sentire che c'è coesione, che c'è sintonia, che c'è desiderio condiviso di fare passi insieme, costruttivi, verso una crescita nel bene, nel senso più ampio e circolare del termine, sentendo che in questo abbiamo il primo grande alleato che è Dio. Per chi ha fede è una grande forza, è un sostegno importante, ci permette di avere fiducia anche quando i venti soffiano contro, anche quando le situazioni o ecclesiali o sociali non sembrano essere le più favorevoli, ma quando sono state favorevoli. Quando c'è stata una situazione di un bene chiaro, evidente, indiscusso. Se uno legge la storia, se uno guarda la realtà, ma va a qualsiasi parte del mondo, anche in quei presunti posti dove sembrano esserci i paradisi, e non solo fiscali, o turistici, c'è forse una pienezza di vita, è garantita una tranquillità assoluta, c'è un benessere per tutti, ma chi la vogliamo raccontare? Allora ci rendiamo conto che il nostro celebrare oggi è un momento di grande forza perché ci fa sentire uniti ed è bello vedere che in questo momento non c'è nessun santo, c'è Santa Marina che è lì, che è già a lato, è quasi fuori gioco. Al centro c'è un altare che è il segno di Cristo, c'è una croce, per dire che se c'è una storia importante, non sto citando sono Mazzotti, tranquilli, se c'è una storia importante di qualche figura particolare, può essere Santa Marina, ma poi ne vedremo che molti altri, vero Pompino? Non è che abbiamo una teoria, c'è un gruppo di persone che hanno testimoniato la fede in Gesù Cristo, ma alla fine ci si ispira sempre a Lui. Il punto di partenza è il Signore Gesù e anche il punto di arrivo. Ed è non a caso, vedete che bella circolarità che c'è, sia degli amici che sono là in fondo, ma anche chi è da qua davanti, alla sinistra, è come un grande anfiteatro, non è greco, non è latino, ma è cristiano. Cioè al centro c'è Gesù, forza, che ci permette di camminare. E Lui, la luce, quando c'è il rischio di inciampare, è Lui che ci è motivo di speranza, che unico non delude mai. Allora siamo qui per rafforzare questa condizione profonda, ispirati, sostenuti, incoraggiati, preceduti da delle figure che sono appunto i santi, che non sono persone lontane da noi, ma sono persone che hanno vissuto nel concreto l'esistenza, l'avventura umana, e l'hanno interpretata alla luce del messaggio cristiano in modo unico, in modo importante, degni di essere considerati, di essere imitati. Come diceva giustamente Paolo alla conclusione della seconda lettura, fatevi imitatori, mettete in pratica quello che io vi ho insegnato,
Seguite questo esempio. Allora, è importante che noi siamo qui per ricevere, abbeverarci dell'esempio incoraggiante di queste figure, tornando a Cristo e ripartendo da Lui, per essere anche noi degni di essere imitati. Ma ancora una volta non nell'atteggiamento presuntuoso di chi si sente superiore agli altri. Se noi possiamo testimoniare la nostra fede e soprattutto testimoniare l'amore di Dio per noi, non le nostre bravure. Possiamo testimoniare la sua misericordia, non le grandi opere che abbiamo realizzato. Alla fine questo è quello che possiamo dire e dare, condividere con i fratelli che o hanno perso la fede, non ci credono più, non credono più in Dio e magari neanche negli uomini. Qualcuno neanche più nella Chiesa, eppure noi siamo chiamati a dare un segno di fede, di fiducia. C'è gente che ha perso la speranza e di fronte a certi problemi forti, dal punto di vista umano, familiare, sociale, economico o anche di altro tipo, pensiamo che vive in situazioni di guerra, è impressionante, cioè è devastante, è assolutamente disumano. E noi lo vediamo tutti i giorni. Allora sentiamo che c'è bisogno veramente di essere un segno di speranza, che viene espresso attraverso persone che sono adulte nella fede, che hanno fatto dei passi non da santi già arrivati, ma che concretamente compiono gesti di bene vero, di carità. Come diceva giustamente la prima lettura, parlava siate santi come io sono santo, ma poi dice concretamente cosa? Amatevi. Amate il prossimo come voi stessi, almeno come voi stessi, non dico di più. Cerca di amare l'altro quanto vuoi bene a te. È già un passo in avanti, poi c'è il top che arriva col Nuovo Testamento dove Gesù dice non più ama gli altri come te stesso, ma amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Qui andiamo al top, qui siamo over. Qui sentiamo che ci vengono le vertigini, qui sentiamo una distanza importante, però il santo è colui che crede che vale la pena tentare di seguire questo esempio, di avere questo ideale, ispirarsi a Gesù Cristo e tentare di percorrere la strada che Lui stesso ci ha insegnato. Allora veramente saremo sale, quanto bisogno di sale, non troppo, la domenica non andate a 3 messe, basta una. A casa non pregate rosari interi con i vostri figli, un'Ave Maria al giorno, sufficiente. Quando il sale è troppo, lo ripudi, ti viene il mal di stomaco, no? C'è una reazione negativa. Quello giusto, quello che è necessario, ma che ci sia, perché se non c'è sale, anche le pietanze più buone, voi ve le insegnate, non hanno sapore, e tutti via. E allora voi siete il sale, bellissimo questo modo di presentare Gesù, che non è a me piacerebbe che voi foste sale, no, è una constatazione, è un dato di fatto. Sei un battezzato, sei un cristiano, sei chiamato alla santità. La tua vocazione è volere bene all'altro, almeno come a te stesso. E se guardi Gesù Cristo come Lui ci ha amati, amatevi gli uni gli altri, come ho fatto io. Seguite questo esempio, la strada giusta, non vi sbagliate mai. Fare la scelta del bene non ti fa perdere soldi. E se doni guadagni, se fai la scelta della riconciliazione, non sei un pivello, sei una persona che ha imparato l'umiltà e che lo mette in pratica. Se hai il coraggio di fare scelte di perdono, non sei l'arrendevole che si lascia sopraffare, no, come un bigotto nella vita. No, hai imparato da Gesù. Chapeau. Niente da dire. E allora sentiamo che la via della santità non è solo di alcuni, ma ci riguarda. E non è qualcosa di campotto in aria, è molto concreto. Ed è qualcosa che sia di pochi, perché tutti siamo chiamati a questo e nella forza propulsiva di una comunità, di un insieme, come siamo noi stasera, c'è la capacità di poter dire qualcosa che possa incidere, dare un segno che possa essere significativo. Mi piace che concretamente anche quest'anno abbiate scelto qualcosa di molto puntuale, nello sportello anti-usura. Ecco, è un segno che vogliamo dare nella nostra piana.
quante situazioni di fatica, di dolore, a volte di disperazione. E noi ci sentiamo la responsabilità di essere presenti come un segno concreto di speranza, fare un gesto concreto di carità, di essere coinvolti di un bene che vuole prevalere sul male. Questo ci viene chiesto dal Signore. Questo vuol dire essere cristiani adulti nella fede. Questo vuol dire dare testimonianza. Questo vuol dire essere salvi. Questo vuol dire diventare luce. Ma non per noi. Vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre. Non è che se facciamo questo siamo bravi. Restiamo servi inutili. Cioè, facciamo le cose con la gratuità che ci ha insegnato. E seguiamo una strada che Lui ci ha indicato e ha vissuto per primo. Santa Marina lei ha fatto la sua strada, il suo percorso, in un contesto diverso dal nostro. Ognuno è chiamato a cercarlo, a interpretarlo, a viverlo nel concreto. Chiediamo la grazia anche della sua intercessione perché ognuno di noi, nelle nostre famiglie, nella nostra comunità, nella nostra cittadina simpatica e bella di Polistena, si possa realizzare questo. Ecco, affidiamo questa intenzione, ognuno di noi ha molti altri motivi che portano al cuore, li abbiamo già menzionati, presentati a Dio fin dall'inizio, come ricordava Paolo, suppliche, preghiere, ringraziamenti, per dare lode al Signore, perché doni pace al cuore e ci faccia essere persone che sanno aprire una strada e insieme con gli altri questa sarà ancora più bella, più praticabile, permetterà a molti altri di avere il coraggio di fare dei passi nella vita. Lo auspichiamo e anche stasera questa bella celebrazione sia un ulteriore passo che condividiamo insieme. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, che è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo una Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione Fratelli e sorelle carissimi, raccolti in questa Santa Assemblea per celebrare la solennità della nostra Santa Patrona, rivolgiamoci umilmente al Padre, perché mediante l'intercessione di Santa Marina accolga le nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiere e di carità fraterna, e guidati dalla presenza dello Spirito, sappia riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la città in cui viviamo, perché il Signore dia a tutti
noi forza ed immaginazione per creare rapporti veramente umani in un mondo dominato dalla fretta, dall'ansia e dall'interesse. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che in questa città hanno responsabilità politiche, educative e sociali, perché sappiano progettare e costruire la vita comunitaria promuovendo la crescita integrale della persona umana aperta a Dio e ai fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nostri giovani, nello slancio della loro generosità, non si lasciino intimorire sacrificando la franchezza del loro dono e accolgano con generosità anche la chiamata del Signore alla vita sacerdotale e religiosa. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la parrocchia delle Sacre Famiglie di Gaza, con la quale abbiamo un atto di raccolti solidali, colpita questa mattina da un raid israeliano, anche ha causato 3 morti e diversi feriti, tra cui il parroco. Il Dio della pace concede il riposo eterno alle vittime, guarisca e dia sollievo ai feriti ed illumini chi ha il potere di fermare questa tragedia. Preghiamo. Un attimo di preghiera silenziosa, ciascuno di noi presenta al Padre quello che sente più importante. È una domanda, è una persona, una situazione, una necessità, un ringraziamento, un proposito. Sulla scia di quello che ci invitava a fare Paolo, ci regaliamo qualche attimo. Il Signore ci ascolterà. Ascolta, Signore, le preghiere della tua Chiesa che a te si rivolge con fede e per l'intercessione di Santa Maria ricordi di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre, Uomo e Onnipotente. Le offerte che ti presentiamo, Signore, nella memoria di Santa Marina, ci ottengano il perdono e la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie, sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Marina ci offrì un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo, Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi liberamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie
perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi, Santa Marina, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo con la fede, con la speranza, con l'amore che Gesù stesso ci ha insegnato. Con le sue parole diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donaci unità, pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Amen.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di fare la tua messa, ma io soltanto una parola che io possa salvare. Per la distribuzione alla comunione ci sistemeremo in questa maniera. Ai piedi della scalinata ci sarà il Vescovo, Sua Eccellenza, Don Pino e Don Fortunato. Davanti alle corti ci sarà Don Pasquale, davanti al Palazzo Ietto Don Antonino, davanti al Samaritano Don Giovanni, davanti al Palazzo Amendolea il Diacono Domenico, sul Sagrato e al Coro il Diacono Teodoro. Per quanto riguarda i ciliaci, aspetteranno qui davanti la fine della distribuzione degli altri a Don Pino, che distribuirà la comunione ai ciliaci.
Preghiamo. L'azione del tuo sacramento, Dio Onnipotente, in questa memoria di Santa Marina, nostra patrona, ci illumini e ci infiammi, perché ardenti di santi desideri portiamo frutti abbondanti di opere buone, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Andate il capo per ricevere la santa benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di Santa Marina vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Riflessi di un giorno che
siete, lasciate libero questo passaggio. State fermi dove siete. Cerchiamo di mantenere l'ordine, rimaniamo fermi dove siamo, soprattutto qui davanti alla Cardinale. Già vedo gente che si è spostata. Cominciate a indietreggiare, tranquillamente. Indietreggiate tranquillamente, signorini. Indietreggiate, voi tre. Indietreggiate, state dove eravate. Allora prepariamoci, nel silenzio mettiamo i gatti.
Quando arrivate non è la penultima, la penultima, o la Bene, possiamo iniziare. Può uscire la confraternita dell'Immacolata. A tu voluntà. Del Santissimo Rosario. Nobile arciconfraternita della Santissima Trinità. Notre Seigneur nous donne pas de vie, Emmanuel nous donne Confraternita del Santissimo Sacramento. Receive the power from the Holy Spirit. Hallelujah.
Santa Chiara, Santa Veneranda, San Pio da Pietrelcina, Santa Maria Goretti, Santa Fara, My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to pray.
Pasquale, Santa Rita da Cascia, Santa Lucia, San Nicola,
Gaetano. San Vincenzo. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. San Giovanni Battista. Flows around me, and see the love you give me, and it's hard to just imagine what our life was like before you came and broke the confines of my soul, and what was broken love. San Michele Arcangelo. So bright, we're blinded by your light, and we walk towards you, babe. You Antonio da Padova. Resta qui a noi
Francesco da Paola, patrono della Calabria. San Rocco, compatrono della città. Con la croce della collegiata. Dietro i ministranti la reliquia di Santa Marina, dietro i ministranti i sacerdoti. La reliquia. Santa Marina Vergine, patrona della città. Dietro Santa Marina le autorità, le bande e il popolo. In festa noi gioiamo, tutto il mondo ti seguiremo.